Ha dato qualche risultato positivo, ovvero la diminuzione del lungo lasso di tempo che si era fossilizzato per alcune zone della città in oltre 2 settimane, l'utilizzo per Favara dell'acqua dei pozzi di Piana Traversa accanto allo stadio comunale. Questo ed altri accorgimenti fortemente voluti dal sindaco Antonio Palumbo e messi in atto dai tecnici AICA hanno aumentato la dotazione idrica di Favara di circa 10-15 litri al secondo, che, unita alla fornitura tradizionale che arriva dal ripartitore di Aragona, ha aumentato la disponibilità giornaliera e di conseguenza diminuito i giorni tra un turno e l'altro. Un leggero miglioramento, non certo acqua corrente, che ha consentito ad AICA di programmare i turni in circa 10 giorni, con la possibilità nei prossimi giorni, almeno si spera, di scendere anche ad 8 giorni. Si cercano intanto altre fonti di approvvigionamento, ovvero l'utilizzo di nuovi pozzi nel territorio di Favara tramite il ripristino di vecchi che non sono più utilizzati o la ricerca di nuovi. La crisi è sempre in atto e l'emergenza è tutt'altro che superata, ne siamo consapevoli, ma per chi, come i cittadini di Favara, ricevono acqua nelle loro abitazioni con una turnazione di 15-16 giorni, constatare che adesso c'è un leggero miglioramento fa ben sperare. Ma sentiamo il sindaco Antonio Palumbo, che abbiamo raggiunto telefonicamente proprio mentre stava effettuando un sopralluogo al serbatoio di via Cartesio per verificare la portata d'acqua in ingresso. Sì, cogliamo i primi risultati positivi del lavoro fatto in questi mesi, perché grazie all'introduzione dell'acqua del pozzo e a una serie di manovre come fatte su tutta la condotta Voltano siamo riusciti ad assorbire intanto le varie rotture o i guasti che ci sono stati in questi giorni e non facendoli sentire sull'utenza, sui cittadini. E poi addirittura stiamo in alcune zone soprattutto passando da 2 settimane, 15 giorni, a volte anche più, siamo scesi a 10-8 giorni. La speranza è quella di poter continuare con questo trend positivo e diminuire ancora i turni. Tutto sempre è dovuto anche all'acqua che continuerà ad arrivare dalla condotta principale dal partitore d'Aragona, ma se rimane un approvvigionamento costante, non ci sono altri problemi, speriamo nel giro di qualche settimana, anche prima, di iniziare ad avere turni nella normalità, che non sono normali, ma purtroppo dalle nostre parti sì. L'obiettivo è quello di mettere in rete nuove fonti. Stiamo lavorando all'apertura di altri pozzi, al riutilizzo di pozzi che sono, diciamo, sparsi per la provincia, questo per dare sempre più acqua alla nostra città e permetterci di ridurre ulteriormente i turni.